Caghi Singh, mandi a Duc, dai, che si arrivasse a fare la reaction anche a sto giro, con, tanti di queste tastomi di pasta asciutta col coso, cioè, l'avevi tu fatto la pasta Pesto di pistacchio, un col pesto classico di da Forlan, pistacchio. tra l'altro. Esatto, pesto di pistacchio, scusate la location improvvisata, quindi ti mangi il telefonino, ma i frutti sono diventati mocaceni. Allora, Agno, dai, altri quattro pappini, Finalmente, anche se no, finalmente i podiglioni di riservice giù a e vinci 4-0 anche quelli di service. Sì, no, non è un gran però Lecce, se però tu lo d'accordo, dici, andi giù a. se tu d'accordo, tal dici che comunque un print team comunque anche a livello difensivo non preoccupante, ma insomma a manco io personalmente gli hai dato una difesa molto impacciata, nel senso che qualche posizione manchiata, Audero che anche era il ballon dei pace veramente mi fa scagare in tor Oh, ma e che chi lo giù in mai? quindi sì. Non giù in mai, cioè, è No, no, chiaro. no, Eh, però ass- clean sheet, assolutamente, però stato, eh? Clean sheet, Audero. Sì, sì, per l'amor di Dio, però insomma, ha rischiato un, due, tre volte con la balla di pace allora, sono onesto, un print team un po' che sottotono, ma si può, appunto, come hai detto tu, la squadra è completamente parata undicesimi ignove e sostituite, quindi effettivamente, già ben, comunque prima azione, praticamente un bellissimo assist di Aslani per Lautaro, che ovviamente non sbaglia, e anche lì sì, ho la maturazione dal giocatore. È 1-0, comunque finisce il primo team così senza noi, o il secondo team, due pirus in 5 minuti, e lì la partita è finita, è completamente finita. Anche Lecce ormai già ricordava poco all'inizio, ma alla fine sta seduto, ha segnato anche De Vrij, e quindi doppietta di Lautaro, un gol di Frattesi, l'ultimo gol di De Vrij, giusto? Dopo la restiata anche Arnautovic, che ovviamente per ennesime volte non dico che sbaglia perché il portiere loro fa su una belle parate e quindi Però poi deve tirare disincalei di pure prime. la bravura del portiere. No? Sì, che è sicuro, che è sicuro. Per il resto, chiale, erano partite comunque insidiose e cazzo l'aveva vinte con le riserve, perché alla fine effettivamente che altri sono entrati a 20 minuti dalla fine, un quarto d'ora dalla fine, si è dovuto Klassen, si è dovuto Buchanan, si è dovuto anche il Fantaciulli che non mi pensi San Miro, Ha un non Villa massimo incrociabile. Ciro, non sai che gli altri giovani esatto, che comunque dai, a parte due controlli non si comportano male e noi avanti così, la Juve merda ovviamente alla spanculade al 95esimo, care anche la de sotto e quindi ti dici, dalla Juve comunque non mi preoccupei. I Vin la possibilità contro l'Atalante dalla prossima settimana, se non mi sbagli, di là a Anchimo Pui 3, quindi di 9 Pons che viene recuperato come vincent e la Racing a Pui 12. Pui 12 sulla Juve e come io dico anche che al facile Milan Musniol, quindi ci godiamo la partita del Milan contro l'Atalanta in Panciolle. C'è detto, siamo la io della partita con l'Atalanta. Boh, la Juve rilassate, secondo me, io non riesco a fare turnover, non penso che farà la turnover, però io darei due titolarissimi, secondo me. Forse Mm. rischierà Arnautovic dal primo minuto per preservare, andiamo poi a lungo il recupero di Thuram, anche perché non sai se è pronto. A Podere giù a Frattesi, secondo me. Sì. Sì, Carlos Augusto sicuramente, quasi sicuro, secondo me, è già titolare. E Davor, sì, anche E lì Pavar? recupera. Pavar. Boh, No, ma Pavard si Pavar va la giù. giocare. Giù in con Pavard avrai i bastoni Davor. Anche Ah, perché assolutamente no, chiaramente fa loro. la partita con l'Atalanta noi è assolutamente di tigni soggiame. Anche No, mettile assolutamente. che è una partita jolly, perché comunque vin, nonostante, cioè, per come credi la partita con l'Atalanta vin comunque 9 punti sulla Juve,
e quindi c'è che arrivi dalla partita con l'Atalanta le ben accetto. Ovviamente si spera di vincere, perché se tu la vinci, veramente tu tiri su un Madon sul campionato che fa veramente difficoltà sia per la squadra stessa sia per il tifoso. Ci ridi speranti molto, da una fantasiose rimonte o di una o di che altre squadre. Quindi per me testa e cuore contro l'Atalante, se tu passi anche che dopo anche con il rientro dalla Champions e tutto, tu has comunque ha postato male una partita, ha postato male un'altra partita, ma disin che è difficile che l'Inter di Chistan a vedi sì, a ricoledi, ecco invece se errori fatti in passato. Io Chistan io ne vorrei puntate. Tu c'è di tu. Sì, 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 no, buono, ti dice, l'esatto il contrario della partita che abbiamo fatto col Bologna, il recupero col Bologna di 2 anni fa. Cioè che là era decisive per restare dal ritmo di primi in classifiche. Questa invece sì, non è decisive, ma è importante proprio come tu dici tu, permetti il timbro un timbro importante su Scudetti, sì, penso che poi 12 dopo, 12, ma anche che altre squadre Buono, a un buono. certo punto cominceranno a pensare al futuro, no? Nel senso che Certo. sì, E allora dai, già prima chi ha fatto, di, come gli scuderie di Formula 1. sì. Mm. Prima d'ora di salutare Duccio, ha tu un MVP della partita o hanno giocato comunque Duccio? Inzaghi penso che finalmente ha fatto giocare quasi tutti i riservis, era ore, penso che secondo me vi una bella seconda squadra. A parte l'attacco un po', perché comunque sono un po' bulidus si sinne quars. Però come seconda squadra, se tu metti sparditi, a parte che due assumi titolari, perché Dumfries e Carlos Augusto non ti puoi dire proprio che sono panchini di lusso. Però tu metti Audero, Carlos Augusto, Bissek, De Vrij, Buchanan, Chiese, Dumfries, Aslani, che comunque une note positive per Aslani, che comunque l'ha fatto di avendo qualità, non l'ha anche brillato, ma l'ha fatto l'assist decisivo per il primo gol. E dopo qui vino Comunque, Frattesi, sì. Klassen, che mi ha modo di capire un po' che il giocatore lì non mi sono mai male, ma non è anche il massimo, secondo me, è l'ultimo anno all'Inter che chi. E dopo purtroppo davanti sono un po' che deboli. In grandi nomi davanti, ma purtroppo non sta andando tutto ciò che si sperava, Dio. Quello che lo Buono. speranza è. Chiale, allora, io l'unica roba appunto che dice, Sommer alla di tornare per l'Atalante, ovviamente perché aveva avuto un'influenza e quindi all'era chiase per farsi passare la fiera d'ut, guai fa la partita con l'Atalante con Audero personalmente perché non dà bonde sicurezza di lavoro e non le sicuro lui, ovviamente non gioca mai e quindi le poveretta non è anche tutte colpe sue e la Coppa Italia è finita anticipatamente, quindi non si può neanche fare un po' di minusli, quindi amen. E noi allora intanto rimpensarci sempre di fracasso sul bottone dall'iscrizione sul canale, si infersa anche mo 34 e 35 iscrizioni, si viene bisogno di arrivare fino a 50 per 50. poter fare i live e per poter invitare. Sì, sì, no, infatti. 50, 50 noi diciamo un Ecco, numero idea. esatto, Oh, esatto, carichi, quindi arriva a carichi. 50. Esatto, fracca il bottone come che dice Santin, che infatti i saludin, usniota non poteva essere con noi perché l'era cene fuori, proprio per festeggiare i quattro perus che vengono rifilati, tanti usniota a Lecce, i vin la miglior difesa, il miglior attacco del campionato e quasi forse anche d'Europa, si pensa anche in Europa, quindi qui che non sbecca si caga in tor. Non si, si dica al prossimo video, io dico se ne venga a fare un short dopo la partita dal Milan con l'Atalante. Allora, iscrivete ovviamente tutti i commenti che volete, scassot. Non si odì la prossima. Agnul, ti saluti, stammi bene, un abbraccio. Grazie anche mo per il bel pranzo che l'ha portato bene per la partita di Sgnot. Esatto, scusate la tosse. Forza Inter sempre e si odì la prossima. Viva l'Inter! Mandi a tutti. Sempre, I carichi mandi. così. Mandi.